Una decina di giorni fa la donazione di 30 saturimetri palmari, oggi restanti altri 20, la notizia dello sdoganamento di ulteriori 150 saturimetri in arrivo i prossimi giorni. In questo momento di emergenza Covid, patologia quindi respiratoria, è importante poter avere una rilevazione dei parametri respiratori. Si tratta di una seconda tranche di strumenti che sono stati donati dall'associazione Helios, una prima parte è in utilizzo in ospedale nelle strutture del Dipartimento di Emergenza. Questa è una seconda fornitura che riguarda invece le strutture territoriali, la parte ospedale di comunità e case di riposo, e ulteriormente ne avremo per reparti dell'area medica e del Dipartimento Medico. Per questo è importante il contributo costante che ci è stato dato in questa fase di emergenza da tante associazioni, ma anche da parte della Helios, che è costantemente presente a fianco dell'azienda sanitaria e dei tre ospedali. Ma le donazioni da parte di Helios, oramai quasi quotidiane da quando è iniziata l'emergenza Covid, oggi hanno proseguito il loro corso anche in terapia intensiva. Questa è una sonda lineare cosiddetta pediatrica per poter gestire i pazienti più piccoli, sempre in funzione degli accessi venosi e dei blocchi nervosi per l'anestesia. Era la parte mancante di questo ecografo già donato dalla Helios, e questo chiaramente dimostrerà anche la trasversalità dell'utilizzo non solo in ambito Covid e ospedale, ma anche dopo per i bambini che ne avranno bisogno. Questa è la stampante che permette di fare delle foto istantanee dell'attività che viene fatta sul paziente.